totali scovati dalla Guardia di Finanza in un anno e mezzo in Veneto, il bilancio delle Fiamme Gialle nel 249esimo anniversario, 5.000 indagini in 17 mesi fra frodi fiscali, lavoro nero e sequestri di droga. Resta in carcere la 49enne che a San Bonifacio ha ucciso il suo convivente. Nell'interrogatorio di garanzia si è avvalsa della facoltà di non rispondere, aveva denunciato l'uomo per lesioni il giorno prima dell'omicidio. Domani al Tribunale di Padova la manifestazione delle mamme dopo la decisione della Procura di impugnare gli atti di nascita dei figli di coppia arcobaleno alla rabbia di Emanuela e Roberta. Crollo del ponte Morandi, nelle intercettazioni del 2020 pubblicate in esclusiva da Il Fatto Quotidiano, l'ex manager di edizione, la holding dei Benetton, confermava quanto detto un mese fa al processo di Genova. Dopo la notizia dell'archiviazione dell'inchiesta della tragedia della Marmolada parla il fratello di Davide Miotti, morto con la moglie nel crollo del 3 luglio dell'anno scorso. Promossi 2 studenti che nell'ottobre scorso spararono dei pallini ad aria compressa contro la professoressa in una scuola di Rovigo. Il ministro Valditara diseducativo e il sociologo responsabilità delle famiglie. Da Seneca al classico, ai problemi con le funzioni allo scientifico, la seconda prova scritta della maturità, gli studenti tirano un respiro di sollievo e guardano la prova orale, il peggio è passato. Presentato a Venezia il tema della 60ª Biennale d'Arte che si intitola Stranieri ovunque, l'esposizione si terrà tra i giardini e l'Arsenale dal 20 aprile al 24 novembre 2024. Buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, la cronaca in primo piano, quasi 800 evasori totali scovati dalla Guardia di Finanza in un anno e mezzo in Veneto, solo uno dei dati questi del bilancio delle Fiamme Gialle nel 249esimo anniversario del corpo. I risultati che vengono dati dalla Guardia di Finanza come esito dell'attività operativa devono essere letti in positivo, cioè quando si parla di evasori o di frodi non significa che il sistema paese non funzioni bene, ma significa che esiste un apparato molto importante che è la Polizia Economico-Finanziaria, che è molto evoluta, la Polizia Economica e Finanziaria Italiana, la Guardia di Finanza Italiana, che consente appunto di avere un sistema paese sempre più efficace. Nel celebrare il 249esimo anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza, che quest'anno a Venezia si festeggia in Campo San Polo, il comandante regionale traccia il bilancio dell'attività svolta nel 2022 e primi mesi 2023. Sono oltre 60.000 gli interventi ispettivi eseguiti e circa 5.000 le indagini svolte. Intensa l'attività di contrasto a frodi ed evasione fiscale che ha portato a individuare 751 evasori totali, 5.000 lavoratori in nero e 62 casi internazionali. Il problema del cosiddetto tax gap è un problema diciamo abbastanza endemico per quanto riguarda l'Italia. Però diciamo anche i dati di recupero fiscale sono invece in segno positivo, cioè ogni anno c'è qualche miliardo in più che entra nelle casse dell'erario e quindi questo significa che è anche questa una derivazione della eccellente opera di controllo del territorio sotto il profilo economico e fiscale. 251 gli interventi in materia di riciclaggio con la denuncia di 658 persone e 15 arresti. 7 le indagini nell'ambito del contrasto al crimine organizzato e il controllo capillare per la tutela della spesa pubblica. I focus principali riguardano in questo periodo sicuramente tutta la cornice per consentire che i fondi pubblici di carattere nazionale e sovranazionale, in modo particolare i fondi del PNRR, possano essere spesi nel modo più opportuno, ma bisogna anche evitare che vi siano delle frodi, no? Ad esempio quelle abbiamo visto tutti, ne avete parlato ampiamente, delle frodi che vengono perpetrate per i bonus facciati. Su questo settore ci siamo sicuramente molto concentrati, ma ci siamo concentrati anche molto sul profilo della sicurezza sociale. Recentemente, circa un mese fa, è stato effettuato un sequestro molto importante di cocaina qui a Venezia, nel porto, quindi 850 kg di cocaina, un segno, intanto un sequestro forse anche il più grande fatto nella storia recente, quantomeno della Regione Veneto. Resta in carcere Vania Bonvicini, la cassiera 49enne che martedì pomeriggio a San Bonifacio ha ucciso con una coltellata il suo convivente Maurizio Bonvicini di 46 anni. Nell'interrogatorio di garanzia la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il GIP ha così confermato la misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Un rapporto burrascoso con la vittima, suo cugino di secondo grado, che alcuni mesi fa aveva accolto in casa la donna. Il giorno prima del delitto lo aveva
aveva denunciato ai carabinieri per lesioni. Vania Bonvicini 6 anni fa era finita nei guai per aver investito con l'auto l'ex marito che era in moto con la nuova compagna. Per quell'episodio aveva patteggiato una condanna a 1 anno per lesioni, stalking e guida in stato di ebbrezza. Domani la manifestazione davanti al Tribunale di Padova dopo la decisione della Procura di impugnare gli atti di nascita dei bambini figli di coppie arcobaleno. La storia di Emanuele e Roberta, 2 mamme che hanno registrato i figli 3 anni fa. Siamo in attesa della raccomandata che dovrebbe comunicarci la richiesta di annullamento dell'atto. Emanuele e la sua compagna Roberta sono in attesa della raccomandata della Procura di Padova. I loro gemellini, nati nel 2020, sono 2 dei 33 bambini registrati all'anagrafe dal sindaco Sergio Giordani. Le 2 mamme vivono in provincia di Verona e hanno anche un'altra figlia di 7 anni che è stata adottata dalla compagna di Emanuela attraverso la stepchild adoption. Ora la decisione della Procura di impugnare l'atto di nascita dei gemellini cancellando il cognome della mamma non partoriente, in questo caso Manuela. Un atto di nascita che per loro è sinonimo di identità familiare. Rappresenta un riconoscimento identitario e rappresenta anche la tutela dei diritti che dovrebbero essere garantiti costituzionalmente a tutti e a tutte. Noi siamo abbastanza serene, ti dirò, siamo forse più arrabbiate che preoccupate, perché troviamo veramente incredibile quello che si sta verificando. Lo riteniamo un atto omofobico, grave, gravissimo, perché non ci sono i presupposti normativi per quello che sta succedendo. Noi non abbiamo violato nessuna legge, non c'è nessuna legge che ci impedisce di avere figli. Per i bambini il cognome è importante, fa parte della loro persona. Loro hanno 3 anni, tra qualche giorno, quindi non sono piccolissimi. Se tu gli chiedi come si chiamano, loro ti dicono il loro nome accompagnato dal doppio cognome. Il mio è quello della mia compagna. Quindi loro si identificano con quel nome e con quel cognome e con quel nome e con quel cognome sono identificati all'esterno. Per Emanuela e Roberta quanto sta accadendo è una grave forma di discriminazione. Il percorso fatto dalle coppie di mamme è identico a quello che farebbe una coppia etero che affronta la fecondazione assistita eterologa. Questi bambini, i miei 3 figli, se non ci fosse stata una volontà e un'intenzionalità da parte mia e di Roberta, non sarebbero mai venuti al mondo. Non sarebbero venuti al mondo con un padre e una madre, non ci sarebbero mai stati. Quindi quelli sono i miei figli prima ancora che nascessero. Mi si chiede di adottarli perché se ha una coppia etero questo non è richiesto. E intanto la Corte europea dei diritti dell'uomo interviene sui ricorsi fatti dalle coppie italiane che hanno avuto figli con la maternità surrogata e che non sono stati riconosciuti in Italia. La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato inammissibile una serie di ricorsi contro l'Italia di coppie dello stesso sesso che chiedevano di condannare il paese perché non permette di trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita legalmente riconosciuti all'estero per bambini nati usando la gestazione per altri, ovvero la maternità surrogata. La stessa decisione è stata presa anche per il ricorso di una coppia eterosessuale. Sostanzialmente la Corte europea dichiara legittima la decisione del nostro paese di non registrare i bambini nati all'estero con la maternità surrogata sia per coppie etero che omosessuali. Questa pronuncia, anche se riguarda casi completamente diversi, irrompe nella vicenda padovana, dove la Procura ha impugnato gli atti di nascita di 33 bambini figli di 2 mamme e registrati nel comune di Padova e così continua a far discutere l'opinione pubblica. Il caso Padova è diverso perché si tratta di bambini nati attraverso la procreazione medicalmente assistita e partoriti in Italia da una delle 2 mamme che con l'atto di nascita vuole registrare anche il cognome della mamma intenzionale che viene di fatto riconosciuta così come genitore. Dovremmo pensare ad una soluzione legale per i bambini nati fin qui, lo ha detto la ministra alla famiglia e alle pari opportunità Eugenia Roccella riferendosi alla maternità surrogata. Dovremmo pensare ad una sorta di sanatoria, ha spiegato, una volta che ci sarà la nuova legge per la perseguibilità dell'utero in affitto, anche per chi lo fa all'estero, visto che in Italia è già vietato per fortuna. Io penso, ha continuato, che sia utile introdurre una soluzione legale che non sia un modo di aggirare le leggi per i bambini nati fin qui. Crollo del ponte Morandi, intercettazione shock pubblicata in esclusiva dal Fatto Quotidiano con le parole di Gianni Mion.
ex amministratore delegato di Edizione, la holding dei Benetton. Parole datate 2020 che confermano quanto detto dal manager un mese fa al processo di Genova. Sapevamo tutto sui rischi del ponte. Si sapeva da sempre che il ponte aveva un problema di progettazione. Quando abbiamo comprato la società Autostrade abbiamo detto che ci stava bene così come stava, siccome lo sapevamo che c'era quella cosa ed è stata ampiamente discussa e presentata in molte occasioni, bisognava semplicemente, come nostra responsabilità, dire ragazzi, bisogna rifare sto ponte e siamo andati. Sì, certo, lo sapevamo. Certo. Sono frasi che aggiungono rabbia e sconcerto quelle che il Fatto Quotidiano pubblica in esclusiva con una intercettazione tra Gianni Mione e Sergio Erede, datata inizio 2020. Esattamente un mese fa, l'ex amministratore delegato di Edizione, la holding dei Benetton, aveva scatenato la bufera al processo a Genova per il crollo del Ponte Morandi, sostenendo come già dal 2010, 8 anni prima del disastro, tutti sapessero dei rischi dell'infrastruttura. Il mio più grande rammarico, aveva detto in aula. Ora queste affermazioni trovano un riscontro ulteriore. L'intercettazione telefonica tra Mione e il consulente legale del gruppo Benetton Sergio Erede va in scena 1 anno e mezzo dopo la tragedia, quando il governo Conte II agita lo spettro della revoca della concessione autostradale ai Benetton. Mion spiega a Erede quanto il caso Ponte Morandi fosse sul tavolo fin dall'inizio. È stato fatto una riunione, un'indagine in cui c'erano tutti i consiglieri di amministrazione di Atlantia, gli amministratori delegati, direttori generali e management, e loro hanno spiegato che quel ponte lì aveva una difficoltà di progettazione, una peculiarità di progettazione che lo rendeva molto complicato. Allora, quando io ho chiesto all'ingegner Castellucci e ai suoi dirigenti, fra cui l'ingegner Mollo, direttore generale, chi è che certifica la stabilità di sto ponte e l'agibilità di sto ponte, mi è stato detto ce lo autocertifichiamo. Ci ho spiegato? Beh, ho capito, io queste circostanze non le conoscevo. Vabbè, ma allora bisogna saperle però, perché sennò qua arriviamo a conclusioni pericolose. Durissimo il giudizio sui Benetton dall'allora potente manager. Allora loro adesso hanno individuato giustamente l'inettitudine della famiglia Benetton. Ok, però la famiglia Benetton, nella sua stupidità, può anche dire sì, io mi sono fidato di Castellucci, di Tommasi e di quant'altro, però mi sono fidato anche dei controlli che dovevano esserci. Non ci fu poi alcuna revoca. Il governo liquidò Atlantia, la holding controllata dai Benetton, con oltre 8 miliardi di euro e attraverso la Cassa Depositi e Prestiti si ricomprò Autostrade per l'Italia, accollandosi i debiti e le cause legali. Già però a inizio 2020 Mion era convinto che i gravi inadempimenti, motivo concreto per revocare la concessione, fossero reali, gettando un'ombra scurissima sulla tenuta della rete autostradale allora controllata dalla famiglia di Ponzano. Siccome stiamo parlando di una rete vecchissima che ha mediamente più di 60 anni, praticamente da rifare tutto. In Liguria, piuttosto che in Toscana, piuttosto che in Abruzzo, piuttosto che nel Molise, è tutto a rischio e può succedere di tutto. Cosa facciamo? Dopo la notizia dell'archiviazione dell'inchiesta sulla tragedia della Marmolada, parla il fratello di Davide Miotti, morto con la moglie nel crollo del 3 luglio dell'anno scorso. Ritenere che non ci sia una responsabilità di nessuno è per me inaccettabile, perché milioni di metri cubi di ghiaccio, di roccia e di fango non possono crollare da un giorno all'altro. È il duro sfogo di Luca Miotti, che nella tragedia della Marmolada 1 anno fa ha perso il fratello Davide e la cognata Erika. È inaccettabile, continua Miotti, che il giudice abbia disposto l'archiviazione, inquadrando l'evento come imprevedibile. Era il 3 luglio del 2022, alle 13:45, il disastro. Un'enorme massa di ghiaccio, fango e sassi si stacca dal ghiacciaio della Regina delle Dolomiti e provoca 11 vittime. Non ci credo che la scienza non avesse gli strumenti per accorgersi che se si riduce lo spessore di chilometri nell'arco degli ultimi 30 anni e che le temperature elevate avessero provocato questo famigerato aumento dell'acqua di fusione che avrebbe scavato e quindi avrebbe preparato il crollo, ecco, dal mio punto di vista qualche tecnico o qualche ufficio competente avrebbe dovuto quantomeno ipotizzare un rischio. Un evento prevedibile, dunque, secondo il fratello di Davide Miotti, che non intende mollare e che continuerà a battersi perché si faccia luce sull'accaduto. Ma io sono
che con il tempo le cose possono essere rielaborate e rilette, perché in troppo poco tempo si è voluto archiviare, si è voluto chiudere questo capitolo tragico che ha riguardato ovviamente la mia famiglia e quella di Erika. Un dolore enorme, quello delle famiglie delle vittime. Luca Miotti parla di mancata prevenzione di una tragedia che si poteva e si doveva evitare. Il tempo ci darà ragione, conclude ricordando l'evento in memoria di Erika e Davide organizzato per il 1° luglio. Una camminata a Cittadella con partenza alle 20 da Piazza Piero Bon per non dimenticare i coniugi morti nella tragedia della Marmolada. Ancora cronaca, le concentrazioni di cannabis in circolo nel corpo del piccolo Nicolò Feltrin erano elevatissime e manifestavano un'assunzione recente, quella che poi ha causato l'intossicazione che ha ucciso il bimbo di 2 anni il 28 luglio dello scorso anno. Era hashish, verosimilmente mescolato nel cibo somministrato al bimbo. Lo stabilisce la consulenza medico-legale sul caso del piccolo del comune di Longarone, deceduto per overdose. Il padre, il 43enne Diego Feltrin, indagato per omicidio colposo, quando portò il piccolo all'ospedale non disse chiaramente quello che era accaduto. Ha sempre sostenuto infatti che il bambino avesse raccolto e ingerito accidentalmente una sostanza marrone trovata a terra nel parco vicino a casa. L'hashish era stato ritrovato nella camera di Nicolò in una tazzina. Era un pezzo di sostanza resinosa, verosimilmente tipo hashish, del peso di 1,2 grammi, ma la droga era ovunque nell'abitazione. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, sono stati promossi con il 9 in condotta gli studenti che nell'ottobre scorso spararono pallini di plastica con una pistola ad aria compressa contro l'insegnante. Il ministro dell'istruzione interviene e definisce la promozione diseducativa. Sono stati promossi con i 9 in condotta e la media dell'8 2 dei ragazzi di un istituto tecnico di Rovigo che avevano sparato alla loro insegnante dei pallini con una pistola ad aria compressa. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Rispetto all'autonomia di ogni scuola, ha detto, tuttavia, la scelta di dare i 9 in condotta a chi ha aggredito una professoressa mi lascia sorpreso, anche per il messaggio diseducativo che ne può derivare. Il ministro ha chiesto una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto a questa decisione, una vicenda che il sociologo Umberto Filippi definisce tragica. Tragica per l'insegnante, che mi risulta abbia anche rischiato di perdere un occhio, che non è cosa certo da poco. E tragica anche per la situazione che si vorrebbe dire educativa della scuola, che evidentemente non vedo questa funzione educativa da nessuna parte, anzi la vedo profondamente in questo senso diseducativa. E su Twitter anche il ministro della Difesa ha chiesto scusa a titolo personale, da semplice cittadino, all'insegnante. Se la scuola ha lo scopo di educare, penso si sia persa un'occasione, ha scritto Guido Crosetto. Il dirigente scolastico provinciale, invece, ha difeso la scelta di promuovere il ragazzo, basandosi sul rendimento scolastico e preferendo un percorso educativo interno a sospensioni o bocciature. In casi come questi, però, anche le famiglie hanno grosse responsabilità. Dietro i giovani ci sono i non giovani, cioè ci sono gli adulti e ci sono i genitori, in particolare i genitori. Ecco, io credo che il discorso ormai sia di che modelli di adulti o di non adulti hanno questi giovani. Io credo che il problema stia lì. I giovani in sé, sì, le responsabilità vanno cercate alle spalle dei giovani. Gli avvocati dell'insegnante stanno attendendo la conferma ufficiale della promozione, quindi hanno intenzione di contattare il ministro Valditara. Il fatto risale all'11 ottobre scorso e l'insegnante aveva chiesto alla direzione scolastica dei provvedimenti. Non essendo arrivati, aveva presentato denuncia. Maturità seconda prova scritta, Seneca il classico, 2 problemi con funzioni allo scientifico e prima lingua e cultura straniera per il linguistico. Gli studenti tirano un sospiro di sollievo e guardano alla prova orale, il peggio dicono, è passato. Beh, era affrontabile, mi aspettavo di peggio viste le simulazioni. Però sì, alla fine il problema, come ci si aspettava, era abbastanza complicato, diversi passaggi, procedimenti, mentre i quesiti un po' più veloci, semplici. Ecco. Ho fatto le Olimpiadi di matematica e ho preso medaglia di bronzo a Cesenatico quando le abbiamo fatte a maggio. Quindi sei l'orgoglio della scuola? Beh, spero di aver reso orgogliosa la preside e tutti i docenti, ecco.
È per questo che sei uscita prima degli altri? Potrebbe essere. Essere preparati quest'anno è stata dura e spero di aver fatto qualche punto. Ovviamente puntavo più su italiano che matematica per fare un po' di punti e poi con l'orale farne altri e uscire. Quindi questa era la mia idea. Adesso arriva la parte più difficile che è l'orale, o la parte più difficile c'è già stata? La parte più difficile era questa, secondo me, matematica, che era la più ostica, diciamo. Sì. Il peggio è passato, era oggi il peggio. E adesso per gli orali cosa ti aspetti? Ma non saprei cosa aspettarmi, ma sono abbastanza tranquillo perché sono bravo a collegare gli argomenti. Io ho fatto linguistico, quindi la prova era di inglese e avevamo 2 testi, una comprensione e 2 produzioni, quindi 2 testi da scrivere. Com'è andata? Facili, difficili? Insomma, le comprensioni erano un po' ambigue, però insomma credo comunque di aver fatto abbastanza bene, anche le produzioni sono abbastanza tranquilla. Il peggio arriverà, secondo me l'orale mi preoccupa molto di più. Bene, dai, era giusta, non troppo difficile né troppo facile, e penso sia andata abbastanza bene. Il peggio è passato o deve ancora arrivare? No, è l'orale il peggio. Sì, settimana prossima, la prima di tutta la scuola, quindi quello sarà il peggio, però. E cosa vi aspetta all'orale? Aspetta 10 materie e c'è lo spunto che ci verrà dato, che sarà una foto o un testo, e bisognerà parlare, cioè collegare da quello spunto più materie possibili, e vedremo, insomma. Io ho fatto una prova di armonia, ovvero di composizione, e è uscito fuori una delle 3 tipologie a mio parere più semplice, infatti ho finito a mezzogiorno. Il nuovo curatore della Biennale d'Arte, Adriano Pedrosa, ha presentato a Venezia il tema della 60ª mostra internazionale d'arte della Biennale di Venezia, che si intitola Stranieri ovunque. L'esposizione si tratta tra i giardini e l'Arsenale dal 20 aprile al 24 novembre del 2024. Il controcampo della Biennale, come lo ha definito con un linguaggio cinematografico il suo presidente Roberto Cicutto. Dopo l'Africa, protagonista della Biennale di Architettura diretta da Leslie Rocco, attualmente in corso per la 60ª esposizione internazionale d'arte, l'osservatorio della Biennale punta per il prossimo anno all'America Latina. Il suo curatore, Adriano Pedrosa, è il primo direttore sudamericano della mostra di architettura e ha presentato questa mattina a Ca' Justinian il titolo Stranieri ovunque. La mostra si terrà il prossimo anno dal 20 aprile al 24 novembre 2024, con vernice al via dal 17 aprile. Più spazio delle voci attraverso i curatori a zone del mondo o a categorie di persone e di artisti che sono stati meno presenti, perché non invitati, perché l'arte contemporanea ha subito molti spostamenti, perché la politica in generale, la storia del mondo porta l'attenzione su alcuni punti piuttosto che su altri. Pedrosa raccoglie il testimone da Cecilia Alemani e nel titolo Stranieri ovunque racconta le storie di artisti che hanno portato le loro opere in luoghi diversi da quelli di origine. C'era già un paletto che era quello di mantenere un curatore che venisse dal sud del mondo. Cosa vi ha convinto, tra virgolette, una qualità del nuovo curatore che vi ha colpito più di altri? Intanto l'impostazione delle mostre che ha fatto già nel suo museo, in altri posti, la Biennale di Istanbul, la Biennale di Sao Paolo, cioè la sua grande esperienza e il suo modo di porgere i contenuti sempre con un atteggiamento che non è ideologico. Pedrosa racconta poi un aneddoto. Aveva pensato a questo Claire Fontaine, che sono questi collettivo di artisti italiano che aveva questi neon. Non avevano mai partecipato e lui ha detto è incredibile. Viene proprio da loro, da questa opera che hanno fatto al neon, Foreigner Everywhere, declinato in tutte le lingue. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie davvero per averci seguito. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Si indebolisce temporaneamente l'anticiclone africano. La giornata di venerdì 23 giugno sarà contraddistinta da una locale variabilità. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica evidenzia un contesto instabile. Fino al mattino spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi. Col passare delle ore probabili rovesci o temporali a carattere sparso. Temperature in calo, sia pure lieve, minime tra 15 e 22 gradi, massime sui 29-33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, poi verso il pomeriggio possibili temporali sparsi, localmente anche intensi. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui avremo un'alternanza fra sole e nubi con occasionali piovaschi, dunque in linea con il contesto. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 29-30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.